Paracadutisti a Vittorio Veneto nel centenario della fine della Grande Guerra. Pietro Vernizzi. Una bandiera italiana da 1000 metri quadrati, più grande di un campo da calcio a 5. È quella con cui un militare della Folgore si tuffa nel cielo di Vittorio Veneto. Proprio qui, nel 1918, il vittoriese Alessandro Tantora compì il primo lancio operativo della storia con il paracadute. L'obiettivo era calarsi dietro le linee nemiche. Ad aiutarlo nell'opera di 007 fu la futura sposa, Maddalena. Sono due esempi perché dimostrano che quando c'è un sogno e quel sogno si vuole realizzarlo si può fare. Loro avevano il desiderio di giustizia, avevano il desiderio di libertà, di uscire dall'oppressione del nemico e sono riusciti a fare quello che avevano nel loro animo. I baschi amaranto di tutte le età sfilano per Viale della Vittoria. Paracadutisti si rimane per sempre. Per la giunta regionale è un'occasione per tornare a parlare di leva obbligatoria. Credo sia un elemento importante, un segnale importante verso i giovani che ci sono i doveri prima dei diritti. Molti giovani vediamo che oggi sono svogliati, mancano un po' di entusiasmo. Credo che un periodo di leva dove ci sono elementi ma soprattutto rigore, insegnamento e appunto doveri sia fondamentale, sia importante per i giovani di oggi. Lancio perfetto per la